Oggi siamo a Padova, in quel Veneto operoso che produce idee, che produce cure, che produce speranza. Oggi siamo alla città della speranza. Dottoressa, cosa fa Città della Speranza? Città della Speranza è una realtà che da tanti anni sostiene la ricerca in campo oncoematologico pediatrico. A Padova, dove siamo adesso in questa grande torre, abbiamo il più grande centro di ricerche a livello europeo. Qui viene effettuata la diagnostica avanzata di tutti i bambini in Italia colpiti da linfomi, leucemie o sarcomi. Significa che nell'ospedale di riferimento, può essere Roma piuttosto qualsiasi altra città, viene fatta la diagnosi di leucemia, però qui arriva poi il campione per fare l'analisi molecolare, quindi dare quel miglior protocollo di cura che porta a migliore possibilità di guarigione. È un impegno importante per Città della Speranza, che lo facciamo da quando siamo nati, ma che è un impegno anche economico, ma a volte fa sentire, posso dire bene, perché sappiamo che anche un bambino che non conosciamo dall'altra parte d'Italia può usufruire di un impegno che abbiamo costante da tanti anni come Città della Speranza. Una visita ai laboratori dell'Istituto di Ricerca Pediatrica per destinare una donazione da parte del personale direttivo delle banche di credito cooperativo del Veneto. La cifra raccolta è stata impiegata per l'acquisto di un freezer speciale sanitario per la conservazione di provette e materiale genetico. Direttore, oggi siamo qui per una donazione importante. Sì, una donazione importante che è stata voluta e ricercata da tutti i colleghi delle banche di credito cooperativo Veneto. Vuol dire che i contributi, l'assistenza, la mutualità non ha un padre, ma nello stesso tempo viene riconosciuta dalle nostre banche che, ricordo, operano nel territorio, per la comunità. È stato semplice metterci d'accordo su quale ente beneficiare del nostro fondo cassa. Abbiamo scelto un'eccellenza come Città della Speranza. Siamo tutti convinti che il lavoro che stanno facendo è un lavoro importantissimo, va riconosciuto a loro la caparbietà di continuare a resistere nel tempo, affrontare le sfide e superare e raggiungere tanti obiettivi che nel tempo si sono prefissati. Sicché come Credito Cooperativo Veneto siamo orgogliosi di aver fatto questa donazione. Direttore, oggi abbiamo fatto una visita a questa struttura e abbiamo visto concretamente dove sono andati i soldi che sono stati destinati. Sono andati in un posto importante, la Città della Speranza. È stato per me veramente un orgoglio, un piacere essere qui. Ho visto veramente un investimento straordinario nella ricerca e noi abbiamo dato un piccolo contributo, è quello che sappiamo fare nei nostri territori. Abbiamo visto il frigorifero che, grazie appunto al contributo del Credito Cooperativo Veneto, oggi la Città della Speranza potrà avere uno strumento in più. Abbiamo visto un laboratorio e tante persone con tanta passione. Un in bocca al lupo sincero per l'attività straordinaria che fanno nell'interesse di tutti noi. C'è un messaggio che possiamo lanciare a tutte le persone di buona volontà? Il primo è: entrate nel sito così vedete cosa facciamo. Il secondo, c'è una cosa che si può fare che non costa niente: donare il 5 per 1000. Sbarrare casella volontariato o ricerca scientifica e donare il 5 per 1000 fa tanto la differenza e ci permette di ogni anno di avere più ricercatori che aiutano a arrivare a quello che sogniamo, al guarigione, al 100% di guarigione di alcune almeno leucemie o di altre patologie oncologiche.